Da Telio Veneto ci spostiamo a Fossalta di Portogruaro e parliamo di ospedali, perché c'è sempre il rischio di una nuova migrazione verso il Friuli o verso altri ospedali vicini, e sulla questione degli ospedali, 2 per mandamento, interviene Paolo Anastasia, sindaco del comune fossaltese. Paolo Anastasia, sindaco di Fossalta di Portogruaro, lei aveva manifestato la volontà tempo fa dai nostri teleschermi, in esclusiva, la volontà di non depotenziare l'ospedale di Portogruaro. Che 2010 si prospetta? Si prospetta un 2010 in cui bisogna assolutamente fare delle scelte. Vedo sui giornali in questi giorni un certo dibattito, alcuni interventi sull'ospedale di Jesolo. Io continuo a ribadire che quella struttura non deve essere prevista appunto come ospedale, che per il Veneto orientale bisogna pensare a 2 ospedali soltanto e che quindi da questo punto di vista occorre fare tutte le scelte perché il San Donatese ne abbia uno solo. Contemporaneamente bisogna fare di tutto perché l'ospedale di Portogruaro venga rafforzato. Ecco, quindi si parla di 2 ospedali nel Veneto orientale. Lei teme che possano essere scelte Jesolo e San Donà? No, nel senso che al San Donatese, secondo me spetta un ospedale solo e quindi bisogna decidere o Jesolo o San Donà. Chiaro che dal punto di vista del bacino, secondo me, la soluzione ideale è San Donà. Molti da Fossalta di Portogruaro però vanno anche alla Tisana. Certo, per una serie di disservizi del nostro territorio ormai assistiamo a un utilizzo sempre più numeroso da parte di strutture friulane che tra l'altro impoveriscono, questo utilizzo impoverisce le nostre casse venete. Eppure Fossalta di Portogruaro è all'avanguardia per una nota clinica privata, o sbaglio? Certo, poi ci sono stati problemi di rapporto con la Regione Veneto che hanno tolto la convenzione a questa struttura, per cui questo, ripeto, ha impoverito le casse del Veneto. Quindi 1 più 1, queste somme non fanno sicuramente bene al territorio. Esatto, secondo me è ora di scegliere e bisogna che tutta l'area del Veneto orientale faccia una scelta, che non ci siano campanilismi e quindi che si programmi effettivamente per il futuro.